vecchi ricordi, quelli che fanno bene al cuore, soprattutto se in passato c'è stato un trionfo che ha fatto gioire un'intera comunità. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Casteldaccia, 14ª giornata del girone A di eccellenza siciliana e il ritorno di Marco Mineo a Geraci Siculo, l'allenatore che ha trionfato in prima categoria con il Geraci nel 2022, adesso allena il Casteldaccia con lo stesso obiettivo dei suoi odierni avversari, quello della salvezza blaugrana al pareggio in quel di Marineo, mantenendo comunque una striscia di 3 risultati utili. Granata che ne hanno interrotta una di 4, ma con la sconfitta di misura contro la Pro Favara. Le due formazioni, Geraci in maglia blaugrana e pantaloncini blu, il 3-5-2 di Gaetano Mirto, soltanto un cambio rispetto a settimana scorsa, c'è l'inserimento di Ogbonda sul centro-sinistra di difesa al posto di Valor, date le assenze sia di Cardin e Gusso. Dunque Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan, Ogbonda in difesa, Albanese, Giovagnoli, Pettenon, Bonamaison e Pane Bianco a centrocampo. Guadagnoli e Fernandez compongono la coppia di attacco, con Macaluso e Keita a disposizione per la porta. In panchina poi Coco, Gonzales, Valor, Balsano, Trepiano e Ferruzza. Risponde il Casteldaccia con il 4-4-2 di Marco Mineo, cambia gli esterni di difesa con Cardinale che torna dalla squalifica, lui che è trequartista ma oggi fa il terzino destro, gioca spampinato a sinistra Cardinale, a destra, a sinistra Abate non è al 100%, quindi parte dalla panchina. In porta c'è ancora Marra, in difesa dunque Cardinale, Monforte, Presti, Giacomo e Spampinato. Centrocampo va a destra, Megna a sinistra, Bisogno e Persti Filippo in mezzo al campo. Monti e Sferruzza compongono la coppia d'attacco per gli ospiti. Casteldaccia in maglia gialla e pantaloncini neri, con Randazzo, il nuovo arrivato che doveva essere titolare sulla carta data l'esperienza dopo il suo arrivo dalla Mistretta in promozione. Insieme a lui in panchina siedono Abate, che tra l'altro oggi fa la prima panchina in campionato in questa stagione, e poi Messina, Gambino e Agnello. Pesa l'assenza a destra in difesa di Ficarra, data la diffida nel corso della partita di Favara, cartellino giallo, dunque turno di squalifica, tornerà alla prossima. Assenti anche Alfano e Bertolino, pilastro della difesa granata, con un'assenza che già dura da un bel po', ormai iniziata da 1 minuto e 10 praticamente. Geraci Casteldaccia qui alla Santissima Trinità di Geraci Siculo. Entrambe le squadre che si contendono questo possesso. Il fischio dell'arbitro Antonio Aba della sezione di Caltanissetta, assistito da 2 assistenti arbitrali della sezione di Trapani, Lorenzo Poma e Giovanni Sassi. Cresce sempre di più il freddo qui sul Borgo delle Madonie, in questo momento 12 gradi qui a Geraci Siculo, con la temperatura che è prevista a scendere nel corso di questo pomeriggio. Ovviamente andando avanti nelle stagioni verso l'inverno le giornate durano di meno. Ovviamente questa qui non è l'unica partita all'interno del 14° turno di questo girone A di eccellenza siciliana. Ieri c'è stata la vittoria da parte dell'Athletic Palermo sulla Super Giovane Castelbuono, 2-0. Questo pomeriggio altri match, contando ovviamente anche la vittoria da parte del Castellammare di misura sulla Folgore Castelvetrano, in campo alle ore 14:30, già iniziata Pro Favara Unitas Sciacca, e poi alle ore 15
oltre al calcio d'inizio di Geraci Casteldaccia c'è stato anche quello tra Don Carlo Misilmeri e Aspra, poi Fulgatore Accademia Trapani, Mazzara 46, Oratorio Marineo e Nissa Mazzara, con la Nissa che comanda la classifica, 37 punti prima di questo pomeriggio. Segue la Pro Favara a 31 con i risultati nel corso del pomeriggio che si andranno a modificare piano piano e andranno a cambiare un po' le situazioni. Scatta Guadagnoli, scatta il Geraci, ostacolato un po' da Prestigiacomo, il recupero da parte della squadra granata oggi in maglia gialla. Sembra quasi una sfida tra Geraci e Castelbuono, dato che i colori sono quelli della squadra più vicina a Geraci Siculo, identici a questa seconda maglia del Casteldaccia. Quella di oggi sarà anche la sfida tra i due capocannonieri delle due squadre, entrambi a 4 punti. Da un lato Marzio Fernandez, dall'altro lato Fabrizio Monti, che ormai ha fatto la storia con questa maglia, trascinando la squadra granata dalla promozione all'eccellenza. Il pallone è rimesso in gioco adesso da Parvagallo, Geraci che si muove a destra con Albanese, il lancio lungo verso Fernandez, il colpo di testa di Prestigiacomo, poi allontana spampinato Pettenon, il cross di Albanese verso Fernandez, il pallone scorre, il tocco da parte di Giuliano Guadagnoli al 6° minuto. Il Geraci passa subito avanti con il colpo in porta di Guadagnoli, 1-0 al Santissima Trinità. Il cross di Albanese, il tocco di Fernandez per agevolare Guadagnoli, che da 2 passi può battere così Simone Marra. 1-0 per il Geraci. Parlavamo della sfida tra Fernandez e Monti, entrambi a 4 gol. Si aggiunge a questa lista, dopo questa rete, anche Guadagnoli. Dunque 1-0 per il Geraci, cerca subito la risposta il Casteldaccia con Monti che cade, soltanto rimessa laterale però per il Geraci. In classifica le due squadre sono entrambe a ridosso della zona playout. Prima di questo turno Geraci al 10° posto con 15 punti, un punto giù il Casteldaccia in zona playout a 12. Adesso il Geraci con questo gol sale momentaneamente a 18, praticamente andando sotto la zona playoff, dato questo girone di eccellenza che è molto combattuto, soprattutto per conquistare la salvezza. Ci sono più squadre che vogliono salvarsi che salire in Serie D. Uno dei tanti scontri diretti della stagione, questo qui tra la squadra di Gaetano Mirto e quella di Marco Mineo. Dicevamo la vittoria da parte sua sulla panchina del Geraci nella stagione 2021-2022. Praticamente il primo campionato alla ripartenza dopo il Covid. Il primo posto in quel girone C senza passare dai playoff. Questa qui
la sfida numero 3 contro il Geraci, ma la prima da ex. Le prime due sono state quando Mineo allenava il Bagheria, in entrambi i casi ci fu sconfitta. Occhio alla pallone al limite con Giovagnoli che non lo fa passare per pochissimo. Allora si ritorna dietro. Giovagnoli appoggia da Lopizio, scende giù da Pettenon. Stava un attimo per scivolare il brasiliano classe 2000 che sta tornando al pieno della forma, non ha avuto tantissima continuità. Adesso Ogbonda, c'è lui oggi su questo tassello più pericoloso rispetto agli altri da parte del Geraci, con le assenze di Cardine e Gusso. Bocciato Valor dopo la chance data da Mirto a Marineo. Oggi tocca al nigeriano classe 2004. Qui però il Casteldaccia si prende il calcio d'angolo con la battuta affidata a Mohamed Ba, arrivato da poco, si è preso subito il posto da titolare francese lui. Anche in questo caso parliamo di un classe 2004 arrivato dalla sesta divisione francese, dal Torcy. Colpo di testa fuori, ma il Casteldaccia rimane in proiezione offensiva, sempre con Va alla battuta. Ha segnato nella trasferta di Sciacca, parte il suo sinistro, attraversa tutta l'area di rigore, impossibile da prendere per Spampinato. Allora, rimessa dal fondo per Gabriele Barbagallo, il portiere del Geraci l'anno scorso arrivato dall'Aquila, dall'eccellenza abruzzese, l'unica esperienza fuori dalla Sicilia per quanto riguarda la sua carriera. Qui nell'isola giocato con il Giarre, il Canicatinzere di occhio al pallone da parte di Panebianco che ha sbagliato il cross per Guadagnoli, però non si può parlare di errore dato che il pallone stava finendo in porta, vicinissimo al 2-0. Il Geraci così un po' casualmente, tra l'altro Panebianco si è pure scusato con Guadagnoli. Panebianco la prende di testa, allontana Cardinale, tornato dopo la squalifica, saltato la gara contro la Pro Favara. Novità di formazione assieme a Spampinato, entrambi sulle fasce della difesa degli ospiti. Bressan, Ogbonda, c'è la deviazione di Ba, fallo laterale per il Geraci. Ancora Prince Ogbonda, gira tutto anche rischiando qualcosina data la pressione di Sferruzza su Lopizio. Colpo di testa fuori di Spampinato per poco, adesso rilancia con deviazione, stavolta sì che c'è la rimessa laterale per la squadra di Mineo. Fallo di Bressan, in questo caso punizione per il Casteldaccia. Dicevamo della striscia di risultati utili interrotta per mano della Pro Favara. C'era stata la vittoria a Bagheria in casa dell'Aspra per 3-2, poi pareggi in casa contro l'Oratorio Marineo per 1-1, contro l'Accademia Trapani per 0-0 in 10 uomini per 85 minuti, poi la vittoria di Sciacca per 2-1. A
prescindere dal risultato contro la Pro Favara negativo di settimana scorsa, c'è stata comunque una buona prestazione da parte del gruppo allenato ormai dalla scorsa stagione da parte di Marco Mineo, la salvezza storica per questa società nata nel 2019 dal cambio di denominazione dal Sant'Anna, il salto in eccellenza e appunto la salvezza. Geraci che invece proprio quest'anno è tornato nella massima categoria regionale dopo 3 anni dall'ultima volta, alla terza partecipazione dopo il biennio 2018-2020. C'è il vantaggio della Nissa contro il Mazzara, il gol di Privitera. C'è anche il vantaggio dell'Accademia Trapani a Fulgatore con il rigore di Tempesta appena tornato dall'esperienza in Serie D al Canicattì. Dunque Nissa 1, Mazzara 0, Fulgatore 0, Accademia Trapani 1. C'è anche il vantaggio della Pro Favara contro l'Unitas Sciacca. Pro Favara 1, Unitas Sciacca 0, il gol di Noto. Molto interessante questa partita tra queste due squadre che si trovano nella parte alta il vento si fa sentire qui a Geraci Siculo, infatti non c'è tantissimo pubblico rispetto a qualche mese fa. Adesso si fa vedere un po' il Casteldaccia, ci ha provato un paio di volte sugli sviluppi di 2 calci d'angolo. Sperruzza, c'è l'intervento di Ogbonda, non è falloso secondo l'arbitro. E allora Geraci che riparte da Barbagallo, chiede pressing a uomo Marco Mineo da parte di Monti. Il pallone lo fa scorrere il Geraci, non viene preso però da nessuno in proiezione offensiva. Si ritorna da Simone Marra, portiere classe 2004 del Casteldaccia. Inizialmente doveva restare da secondo, lo ha fatto a Cascione, ceduto dopo la prima parte di quest'annata. Adesso si è preso il posto da titolare rispetto a Giuseppe Randazzo, che ancora non ha avuto modo di debuttare in questo campionato, lui che è tornato a Casteldaccia, ma si è trovato davanti il meno esperto Marra, che però ha impressionato Marco Mineo. Il rilancio di Barbagallo, il colpo di testa di Cardinale va, non la prende benissimo, e allora Pane Bianco cerca di accentrarsi. C'è anche Bonamaison in zona, la pressione di Cardinale, il recupero di Bala fa scorrere, allora Sperruzza, il colpo di Bressan. Cardinale, cross basso, Bressan in scivolata, allontana sempre in fascia, Pane Bianco spazza verso Guadagnoli che rincorre il pallone, lo prende a sfidare Monforte. Guadagnoli cambia tutto, trova Giovagnoli, servizio dietro per Pettinon, Pane Bianco più libero rispetto a prima, il Mancino oltre la traversa di Pane Bianco, spinge ancora Geraci, scontento Fernandez in area che voleva il pallone, però la chance buona la butta Antonio Pane Bianco l'anno scorso al Trapani in Serie D, dare la propria esperienza
Geraci singolo in eccellenza. Monti fermato da Pettenon, calcio di punizione. La battuta dalla punizione Sferruzza, si scivola anche, ma l'arbitro assegna calcio di punizione al limite dell'area. Si è praticamente fiondato su questo pallone Megna, il capitano ha trovato anche il fallo. Punizione per il Casteldaccia. Alla battuta lo stesso Megna con il destro, potrebbe andare con il mancino Cardinali. Va però Megna, leggero su Fernandez, componente della barriera. Casteldaccia però ha sempre il possesso, adesso con Ba, servito da Presti Filippo, il recupero di Pane Bianco, arriva dalle retrovie Cardinale, Okponda si prende la rimessa. La battuta di Pane Bianco per Guadagnoli, l'ultimo gol lo fece a Mazzara, quel pomeriggio sbagliò un calcio di rigore, segna il gol dell'Americano 0-1 e poi si è fatto buttare fuori con un doppio cartellino giallo che è costato il rosso soltanto per ingenuità. La punizione l'ha conquistata anche il Geraci. Batte Agustin Bonamaison, segnò lui a Marineo a rispondere nei confronti della punizione diretta in porta di Francesco Maggio. Manca al colpo di testa Monti, lo lascia fuori. Avanza il Casteldaccia sempre con Cardinali alla rimessa. Cerca Monti sul lato corto dell'area, colpo di testa di Presti Giacomo, Fernandez prova il recupero, pallone fuori, poi rimessa per il Geraci. Ancora Pane Bianco nel pensare alle rimesse, Fernandez dietro, Pettenon nella solita zona di Albanese, cross in mezzo verso il secondo palo. È stato il desiderio di far indirizzare questo pallone, alla fine è andato in mezzo ai due attaccanti del Geraci. Guiba intanto l'ha fatta passare molto bene, Bisogno lo lancia, Bonda prima del francese Barbagallo, si prende il rischio, lancio lungo di Pettenoni, aggancio di Fernandez, si mette davanti l'avversario, Fernandez, maratona di Marra, ha fatto tutto bene Fernandez, si è trovato da solo davanti Simone Marra che gli ha negato il gol del raddoppio per il Geraci.
grande parata del classe 2004. E allora calcio d'angolo. La pressione di Prestigiacomo, Fernandez ha resistito, ha trovato però il no del portiere, battuta corta, pane bianco, punta la porta, secondo palo! È andato a scorrere fino all'ultimo questo pallone, lo pizzo in scivolata, vicinissimo al tapin anche lui. Geraci in vantaggio dal sesto minuto, ma con diverse occasioni per fare 2-0. Guadagnali sbaglia la girata, ci pensa Pettenon. Lopizio, lancio lungo, colpo di testa di pane bianco, Prestigiacomo a fermare Fernandez. Il pallone era indirizzato benissimo, tanto che c'è stato il difensore del Casteldaccia. Al solito pane bianco, Fernandez sponda verso Bonamaison, il rilancio di Prestippo è su di lui, stavolta rimessa laterale per il Casteldaccia. Questo è il primo incontro tra le due squadre nella storia. Geraci che nella storia ha affrontato l'altra squadra di Casteldaccia, la città di Casteldaccia, anche perché quest'altra società è nata da molto più tempo rispetto al Casteldaccia di eccellenza. Questo qui, come abbiamo detto, è nato nel 2019, quindi pochi anni fa. Okponda mette fuori dando molto allo stile. La rimessa di Cardinale va, lotta, Bonamaison ne sta uscendo, pallone un po' troppo forte verso Monti, Pettenon, retropassaggio, Barbagallo spazza altissimo, colpo di testa di Monforte, la prende Pettenon ancora, quasi a scivolare, pane bianco, Pettenon, lancio di ritorno verso la fascia, Fernandez un po' sfortunato perché c'è stato l'arrivo di Spampinato che gli ha distrutto i piani al portoghese. Di mezzo anche un rimpallo che non ha favorito al tiro il Geraci. Sembra abbastanza gasato Marcio Fernandez. Doppiette sia all'Athletic Palermo che all'Aspra in questo campionato. Sfortunato spesso, però in certe situazioni si è ritrovato ad essere concreto, soprattutto decisivo nella sfida contro l'Athletic. È entrato dalla panchina, la risolta lui con la sua doppietta nella finale, cerca il colpo di mano avversario Monti per conquistare il calcio di rigore al Casteldaccia. Nulla da fare per il classe 95, esperienza soprattutto a Lascari e a Cefalù per la punta di Mineo. Proprio da Lascari è arrivato il suo compagno di reparto Giovanni Sferruzza. L'anno scorso la sconfitta nella finale playoff del girone B di promozione
verso la sua seconda esperienza in eccellenza in carriera dopo quella di Sant'Agata di Militello anni fa. Bressan ormai vicini alla mezz'ora alla Trinità, sempre 1-0, sta decidendo il gol di Guadagnoli al sesto, colpo di testa di Pane Bianco, Fernandes, palleggio di prima Pane Bianco verso Guadagnoli, esce anche Marra che se la prende, va fermato da Pane Bianco, c'è anche Boramaison verso l'interno del campo, Giovagnoli nella zona in cui non c'è Albanese ma può scattare tranquillamente. Giovagnoli, pallone di ritorno, ancora Albanese, non la prende, non la aggancia l'ex Calcarelli, pallone per Monti, Pettenon si mette davanti all'attaccante del Casteldaccia e fa correre Giovagnoli, c'è spazio per servire Boramaison, riceve pallone dentro, stava per attraversare tutta l'area con Pane Bianco solo a sinistra. Adesso Lopizio in mezzo, Guadagnoli, pallone troppo alto per la testa del compagno, ancora una volta Marra. Casteldaccia che cerca una risposta completa, sta conquistando molti calci di punizione la squadra di Mineo, adesso con Cardinale. Addirittura c'è bisogno dell'intervento della panchina per Cardinale, ne ha prese tante di squalifiche in stagione. Tra l'altro un rosso lo ha preso qui alla Santissima Trinità, era la sfida tra Supergiovane Castelbuono e Casteldaccia, valida per gli ottavi d'andata della Coppa di categoria. Adesso viene accompagnato fuori, lui che in genere gioca sulla tre quarti, oggi adattato a terzino destro. Fa molto male. Casteldaccia momentaneamente in 10, oggi complessivamente in 16 uomini con 5 riserve in panchina, lanciato Fernandes, pallone lungo, minimo rischio anche di fuorigioco, tutto ok, qui il rilancio di Marra, un po' in mezzo, rischiando assai, dato anche l'attacco di Agustin Bonamaison, raccomandato dall'arbitro. E allora gioco al Casteldaccia con Prestigiacomo, il tocco di Ogbonda, ancora di testa, Bonamaison la tocca con il piede e avanza, pressato da Cardinale, il passaggio da terra riesce ma sull'avversario, da Cardinale verso il centro del campo a far correre Presti Filippo, si allarga tutto dall'altro lato con Megna che rientra al pallone per Cardinale, calibra un po' così la sua conclusione verso lo specchio della porta, finisce fuori. È finito il primo tempo a Favara, la Pro è avanti 1-0 sull'Unitas Sciacca, il gol al 42esimo di Noto, mentre i finali degli altri parziali arriveranno in prossimità del finale anche del primo tempo tra Girazzi e Casteldaccia. Occhio a questo passaggio con Monti che attacca lo spazio, c'è il fallo, punizione conquistata dalla squadra ospite con una battuta affidata a Matteo Bisogno, l'anno scorso a Marineo.
quest'estate al Casteldaccia, ma affida tutto a Prestigiacomo, che a quanto pare sembra essere l'avversario numero 1 di Fernandez. Quando il Geraci si propone in attacco, bisogno, doppia deviazione, allontana Pane Bianco. Il Casteldaccia riparte da capo, sempre con Prestigiacomo, addirittura da Marra. Il rilancio del portiere esce fuori. Ogbonda sbaglia tutto, regala la rimessa al Casteldaccia, batte Cardinale. Monti dietro, ancora Cardinale, sale, si accentra sullo spazio, sferruzza verso Ba, allontana Lopizio verso Pane Bianco, ostacolato da Prestigiacomo che la butta fuori. Si prende anche la rimessa il Casteldaccia, sempre con Cardinale alla battuta. Ba sponda, sferruzza, il tocco di Giovagnoli, Monforte, il pallone per Megna che rientra morbido in mezzo verso Sferruzza, la testa di Ogbonda, l'azione non finisce qui, va allarga Cardinale, tunnel su Giovagnoli, in zona c'era anche Bonamaison, l'avanzata di Pettinon che supera un paio di avversari, si fa quasi tutto il campo, poi allarga da Fernandez, batte Marra, fa 2-0 per il Geraci sul primo palo, il quinto gol del portoghese che esulta un po' alla Cristiano Ronaldo. Il Geraci raddoppia con l'avanzata chilometrica di Leo Pettinon, il gol di Fernandez sul primo palo con Marra che praticamente si è buttato dall'altro lato. Allora 2-0 per i Madoniti con il gol di Marcio Fernandez che applaude giustamente Leonardo Pettinon. Questo gol per il 70% è suo. Giovagnoli già in difficoltà, il Casteldaccia con la terza rete subita nelle ultime due partite, includendo questa, senza segnarne una. Ovviamente ancora qui si devono giocare 55 minuti e poi è una sfida a salvezza, quindi può succedere di tutto. Nella classifica marcatori del Geraci praticamente oggi Guadagnoli aveva agganciato Fernandez ha risposto segnando a sua volta. La sponda un po' così di Monti verso Sferruzza, la chiusura in angolo di Lopizio in calcio d'angolo. Non vuole sicuramente mollare il Casteldaccia. Sempre Mohamed Ba dalla bandierina, il cross in mezzo, lento secondo palo, il colpo di testa di Spampinato finisce fuori. Continua a tenere il pallone la squadra di Gaetano Mirto, anche lui alla seconda stagione con la propria squadra in panchina, così come Marco Mineo.
in quella del Casteldaccia. Lancio lungo di Bressan, fallo laterale del Geraci. Ha raddoppiato la Nissa contro il Mazara 2-0, il gol di Barrera. Nissa 2, Mazara 0. Cercato Sferruzza, nulla da fare per il Casteldaccia. Pettenon, altro cambio di gioco, la calcio di Pane Bianco non la vede quasi per un attimo, poi Bonamaison con la giocata avanza un po' di più la chiusura di Iba, che si prende anche la rimessa in questo caso. Serve dietro Presti Filippo, Presti Giacomo, il rilancio di Marra, non prende la testa di Iba, rimessa per il Geraci. Si cerca Fernandez, la prende con la spalla, poi appoggio di testa, va per Cardinale, non avrà bisogno verso Monti e Sferruzza l'appoggio dietro con Bressan che va ad ostacolare l'avversario per impedire il recupero palla. Pappagallo al limite della sua area, Cardinale di testa, l'aggancio voluto da Presti Filippo, Bonamaison insiste, spazza Presti Giacomo verso Va, un po' troppo lungo, infatti non riesce a prenderlo questo pallone. Mohamed Va oggi adattato a destra, lui è un esterno sinistro, ci gioca Megna sul lato mancino. Guadagnoli si mette davanti a lui Cardinale, chiude Bonamaison, Va, stavolta la prende, fermato da Pettenon, Opponda Bonamaison in mezzo a tre, la vuole passare per Fernandez, ma lì è difficile anche indirizzarla bene. 4 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo, sempre 2-0 per il Geraci sul Casteldaccia. E Mineo già sta preparando un cambio. Ha subito la prima mossa dell'ex di Giornate, pronto ad entrare Agnello, mossa offensiva. Esce a sorpresa Fabrizio Monti. Dentro dunque Alessandro Agnello, classe 2004. La battuta della punizione. Presti Giacomo rischia assai. Cardinale, l'attacco di Fernandez. C'è il fallo del portoghese. Ha pareggiato il Fulgatore contro l'Accademia Trapani. Il calcio di rigore trasformato da Razak. Fulgatore 1, Accademia Trapani 1. 3-0 della Nissa sul Mazara, il gol di Pagano. Nissa 3, Mazara 0. Ha segnato anche il Mazara 46 sull'oratorio Marineo.
046 1, Vittorio Marineo 0. Sembra essere stato un autogol quello che ha favorito il vantaggio al Mazara 46. Pettenon riparte il Ziracci comunque in possesso palla nonostante il vantaggio di 2 reti. Lopez finta su Ferrugia, il lancio lungo non è per Fernandez, è per Parianco che per pochissimo non aggancia. La finta nel lanciare profondo da parte di Cardinale non va avanti contro Bonamaison. Il marcatore del Mazara 46 potremmo dire Licata, ma è da confermare se è stato effettivamente un gol oppure un autogol. Cardinale alla fine la prende bisogno. Sembra essere più autogol che gol di Licata per il Mazara 46, dato che dopo il tiro da parte del centrocampista il pallone ha colpito il palo. È finito comunque il primo tempo al Vaccara. Cardinale verso l'interno del campo, Sferruzza, spalla alla porta, il fallo sì di Bonamaison, calcio di punizione per il Casteldaccia, siamo ormai dentro il tempo di recupero, si gioca a oltranza. Barriera A3 per il Ziracci. Va alla battuta, cross in mezzo, colpo di testa cercato da Agnello, grandissimo anticipo di Ogbonda verso il primo palo, il calcio d'angolo. Stava dando libero al colpo di testa Alessandro Agnello, entrato dalla panchina. Ogbonda è arrivato prima, parte va in mezzo, Barbagallo sulla linea, il salvataggio da parte di Albanese. C'è la fine del primo tempo, sospiro di sollievo per il Ziracci che quasi stava facendo autogol per far accorciare le distanze al Casteldaccia. 2-0 il parziale, le reti Guadagnoli al sesto, Fernandez al 35esimo. Partita gestita per la maggior parte del tempo da parte della squadra di Gaetano Mirto, però il Casteldaccia ha avuto un paio di chance sui sviluppi di calci d'angolo che hanno un po' impensierito gli avversari. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora, sempre qui dal Borgo delle Madonie, per la ripresa di Ziracci e Casteldaccia.
La squadra mi è piaciuta, specialmente i primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ai ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelle sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa, l'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, che se si sbaglia si retrocede. Quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nei giorni di ritorno, le prime 10 partite, incontreremo tutte squadre alla nostra portata. Non dico che sono più forti, ma neanche più deboli, diciamo, tra virgolette. Quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente, hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico. Purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, sinceramente è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che in media perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegna, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazzara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazzara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che
veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora chiuso niente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva, perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi, i complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio. E per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare. Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno, il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misilmeri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Ho qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato, perché affrontiamo sabato una grande squadra. L'Atletic Palermo è una grande squadra, anche se anche loro hanno superato un periodo di alti e bassi, però sappiamo che è importante andare a fare il risultato lì, perché ripeto, noi dobbiamo guardare quella soglia della salvezza e poi vediamo quello che ci prendiamo. E anche sabato sarà una battaglia. Sì, noi lavoriamo insieme dal 31 luglio. Anche per questo voglio fare i complimenti al direttore sportivo Ivano Vetere che con un budget piccolissimo ha costruito una bella squadra, una bella realtà. Abbiamo cercato di guardare prima l'aspetto umano, abbiamo cercato uomini prima di giocatori e poi sul discorso dello spessore caratteriale abbiamo cercato le caratteristiche che secondo me possono fare bene con il mio modo di interpretare il calcio. I ragazzi lavorano, hanno una grandissima fame, molti di loro, come hai detto poco fa, sono al primo anno in Italia, alcuni vengono da stagioni altalenanti, quindi per loro è tutta una rivalsa. Noi lavoriamo con grande voglia e intensità perché per loro sanno che se quest'anno fanno bene è una cosa che si porteranno più avanti, quindi innanzitutto devono fare bene per loro e poi soprattutto bene per i compagni, perché costruire un grande gruppo è la base per poi mettere le capacità tecnico-tattiche. Come dicevi poco fa tu, sì, noi piace tenere palla, fare il nostro possesso. Poi ci sono partite in cui giustamente ci adattiamo anche all'avversario con le caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario, però la nostra identità è quella: se è possibile giochiamo palla, stiamo corti, andiamo alla regressione e poi come vedete dentro il campo i ragazzi, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita e per questo voglio fare i complimenti anche al Mazzara perché ripeto, in poco tempo si è ripreso e almeno ha battagliato, ci ha reso la vita difficile e questo va dato atto ai ragazzi del Mazzara. Però noi siamo venuti qua consapevoli che dovevamo fare bene e questo percorso di crescita sta andando avanti.
Secondo tempo di Geraci Casteldaccia 2-0 con le reti di Guadagnoli al sesto e di Fernandez al 35esimo. I Madoniti sono in vantaggio. Geraci in maglia blaugrana, Casteldaccia in maglia gialla. Vedremo che il secondo tempo sarà. Già c'è stato un cambio nel corso dei primi 45 minuti con l'ingresso di Agnello nel Casteldaccia per Monti, il bomber granata sostituito da Marco Mineo. Nessun cambio invece nel corso dell'intervallo, dunque Geraci con il 3-5-2, Barbagallo in porta, Lopizzo, Bressan e Ogbonda in difesa, Albanese, Giovagnoli, Pettenon, Bonamaison e Pane Bianco a centrocampo, Guadagnoli e Fernandez in attacco, a disposizione Macaluso e Keita per la porta, poi Coco, Gonzalez, Valor, Balsano, Trippiano e Ferruzza. Casteldaccia invece con il 4-4-2 di Marco Mineo, Marra in porta, Cardinale, Monforte, Prestigiacomo e Spampinato in difesa, Va, Bisogno, Prestifilippo e Megna a centrocampo, in attacco Agnello e Sferruzza, a disposizione Dazzo per la porta e poi Abate, Messina e Gambino. Casteldaccia che oggi ha i cambi contati, 5 riserve, date le assenze importanti di Ficarra per squalifica e anche di Alfano e Bertolino infortunati. Nel Geraci invece assenti per infortunio sia Cardine che Gusso, entrambi coprono il ruolo di difensori centrali, il ruolo di centrali di sinistra nello specifico. Oggi gioca Ogbonda, a Marineo scorsa settimana ha giocato Valor. Dagli altri campi invece Giancarlo Misimeri in vantaggio per 2-0 sull'Aspra. Prima c'è stato l'autogol di Tarantino, poco fa il raddoppio con Matera. C'è anche il raddoppio della Mazzara 46 sull'oratorio Marineo, il gol di Locascio. Adesso Marineo accorcia le distanze con Puccio, quindi Mazzara 46 2, oratorio Marineo 1. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, 1-1 tra Fulgatore e Accademia Trapani, 3-0 della Nissa sul Mazzara, 1-0 della Pro Favaro sull'Unità Sciacca, colpo di testa di Fernandez, finisce largo questo pallone. Ieri 2 anticipi con la vittoria dell'Athletic Palermo sulla Super Giovane Castelbuono per 2-0, 1-0 del Castellammari sulla Folgore Castelvetrano. Avanti nel Casteldaccia, finito a una risposta concreta, Agnello mette dentro, la prende Bressan, Fernandez, fallo, secondo l'arbitro Antonio Faba di Caltanissetta, assistito da Lorenzo Poma e Giovanni Sassi, entrambi di Trapani. Intervento irregolare di Monforte. Il rilancio del Geraci a cercare Albanese, rientra verso l'interno, pallone basso, Marra la prende il portiere classe 2004 che nella situazione del 2-0 di Fernandez il pallone era diretto verso il suo primo palo, Marra invece si è proiettato verso quello più lontano, verso la sua sinistra.
Pettenon, auto. Pomeriggio abbastanza freddoso qui a Geraci Siculo, 11 gradi, destinati a scendere verso la serata di questa domenica. C'è fallo secondo l'arbitro su Giovagnoli, fischiato dopo dall'arbitro. No. 3-0 della Don Carlo Misilmeri sull'Aspra, il gol di Bertoio. Misilmeri 3, Aspra 0. Pettenon, Lopizzo verso Giovagnoli, Fernandez, la trattenuta quasi infinita di Monforte, Giovagnoli, pallone largo, Fernandez si deve girare, calcia Fernandez, stava indirizzando verso il secondo palo, Giovagnoli tenta il tiro a giro, c'è la respinta degli avversari, rimessa comunque per il Geraci. La rimessa corta, Fernandez fino in fondo, supera così, Spampinato, servizio per Giovagnoli sul primo palo, il 3-0 del Geraci con Nicolas Giovagnoli. Prece in tribuna per l'argentino, il 3-0 della squadra di Mirto, che così mette sempre di più in cassaforte questa partita nonostante i 40 minuti rimanenti, però il vantaggio di 3-0 è assolutamente solido e dunque ha segnato il Geraci con Giovagnoli, terzo gol in campionato da parte sua. Fernandez non vede più il pallone, per sua fortuna c'è Guadagnoli, adesso Pettenon allarga da pane bianco verso Bonamaison, pallone messo fuori, toccato anche da Marco Mineo in panchina, che ancora da ex allenatore del Geraci non ha potuto fare nessun gol ancora alla sua ex squadra, soprattutto da avversario del Geraci in panchina, in carriera rimane sempre a secco. Ha subito un 3-0 dal Geraci quando allenava il Bagheria, era il 28 ottobre del 2017, ha subito un 2-0 in quel girone di ritorno della promozione B 2017-2018, era il 18 febbraio del 2018. Oggi altri 3 gol sulla panchina del Casteldaccia, sempre in passivo per un totale di 8. Fallo su Pettenon, sul cartellino giallo per bisogno del primo della partita.
scontato il Fulgatore sull'Accademia Trapani, 2-1 il gol di Genna, Fulgatore 2, pardon, Accademia 1. Albanese, buono Mason, tranquillo il Geraci, che può permettersi di girare Pane Bianco fuori gioco. Spampinato, evita buona Mason, adesso Megna per il servizio su Presti Filippo. Cardinale va anticipato da Pane Bianco, allora Giovagnoli alzata, non perfetta, adesso un tacco e se la porta avanti Giovagnoli. Vuole vincere anche il rimpallo contro Cardinale, che però inciampa un po' con il pallone. Alla fine Presti Giacomo verso Bonda, la ferma anche un po'. Il lancio a lungo Guadagnoli fuori gioco. In effetti era abbastanza vuota quella zona di campo, assieme a Fernandez verso più l'esterno di destra. È rimasto a terra però Cardinale. Allora, gioco fermo. Riscaldamento a bordo campo da entrambe le parti, entrambe le panchine. Cerca di ragionare un po' Marco Mineo. In piedi, così come Gaetano Mirto dall'altro lato. Pettenon, lancio lungo, Guadagnoli, pallone profondo, anche in questo caso dubbio sulla fuorigioco. Va, Presti Giacomo, gira in difesa il Casteldaccia. Pallone di Spampinato verso Agnello, lo pizzo davanti all'attaccante del Casteldaccia, buona Mason. Agnello cerca di riscattarsi. Secondo cambio nel Casteldaccia, pronta ad entrare Messina. Rinforzo a centrocampo, sarà ad uscire. È uscito Cardinale che non ce la fa. Da valutare le sue condizioni. Eventualmente anche quelle di Monti. Non è scontato che sia uscito nel primo tempo per scelta tecnica, anche se ha avuto anche lui le sue difficoltà. Dunque fuori Cardinale, dentro Messina nel Casteldaccio, nel secondo cambio della partita, entrambi effettuati da Mineo. Va, vuole fare quello che vuole in mezzo al campo, insiste, ce la stava facendo. Alla fine l'ha fermato Pettenon, lancio di Giovagnoli verso Fernandez, anche questo pallone è lungo, finisce sul fondo. Bisogno, pallone per Megna, eccolo qui il nuovo entrato Messina, che
esterno di destra. Centrocampo. Che sbaglia! Si fa male Bonamaison nel contrasto con l'avversario. Sale ancora il Casteldaccia. Sferruzza conserva il calcio d'angolo. Forza ragazzi! Parte la battuta in mezzo, colpo di testa, salvataggio di Barbagallo. Prima sullo spampinato, poi l'opportunità oltre la traversa con Agnello. Mantiene la porta inviolata Gabriele Barbagallo per il Geraci. Grossa occasione per il Casteldaccia, forse la più importante di questa partita. Giovagnoli, filtrante in posizione regolare di Guadagnoli, ma anche in questo caso il pallone è molto lungo. Non solo freddo qui a Geraci Sicolo, ma anche il vento si aggiunge alle difficoltà climatiche. Bisogno batte la punizione, si affida a Messina che supera Giovagnoli, non supera Parebianco. Guadagnoli, forse il vento gli ha messo difficoltà per la conclusione da fuori di meta. Cerca di dare segnali il Casteldaccia. Della Don Carlo Misilmeri sull'Aspra, il gol di Espasa. Misilmeri 4, Aspra 0. Colpisce l'arbitro. Gioca che per regolamento si deve fermare. Giovagnoli verso Fernandez, alzando il pallone. Fernandez, area di rigore, c'è Presti Giacomo. Pallone troppo sul difensore del Casteldaccia. Va di testa, sì, la sfiora, ma non c'è nessuno dei suoi. Va il pallone di Presti Filippo, scaricato su Bisogno, spampinato Arvido, Sferruzza, sponda verso Megna, si ritorna dietro da Bisogno, attaccato da Fernandez, la prende Pettenon, tutto regolare, secondo l'arbitro Pettenon. Geraci sta cercando spessissimo questi palloni profondi. Fernandez rinnova il duello, ancora Presti Giacomo, arriva da dietro Messina. Fernandez aveva toccato quel pallone, se l'era allungato e di molto, ma non ne ha approfittato totalmente, con Messina che ha recuperato tutto. Tocco di Fernandez all'improvviso, in campo aperto.
Spampinato, sale Giovagnoli, fallo. Megna alla battuta, barriera a 1 con il solo Bonamaison. Fischia l'arbitro, parte Megna, primo palo, testa, chiude Albanese, calcio d'angolo. Sempre il capitano del Castellaccia, pallone sul secondo palo, colpo di testa, si cerca da parte di Monforte. La squadra dei Minacci prova, resta in proiezione offensiva. Sferruzza vuole la giocata, c'è il recupero di Albanese per i compagni. Guadagnoli protegge, Lazzaro da dietro di bisogno concedere la rimessa laterale. Sponda di Guadagnoli per Fernandez, deve però sterzare, preferisce prendersi il fallo laterale. C'è però Spampinato a terra. Mineo non solo ha fatto a meno dei terzini titolari oggi, ma sta rischiando anche di non avere più i sostituti, con Cardinale che è uscito prima per infortunio, quindi 3 su 4, ci manca soltanto Spampinato. Si raggiunge il bingo. Calcio d'angolo, stavolta per il Geraci. Batte Antonio Bonebianco. Parte il suo pallone, primo palo, allontana Marra. Albanese ha cercato la conclusione al volo, poi Fernandez e la deviazione in angolo di Messina vicinissimo al palo di Marra, con Marra che si era proiettato verso quello più lontano, ancora una volta come quasi in occasione del 2-0 del Geraci, segnato proprio da Fernandez. Altra conclusione, deviazione in porta e c'è il gol del 4-0 con Bressan a sorpresa. Casualmente il Geraci fa poker con il proprio capitano di questa stagione, Evandro Bressan, terzo in campionato, sempre sugli sviluppi di calcio d'angolo. E allora 4-0 alla Santissima Trinità. Erano tutti fermi. In occasione di questo gol, Bressan fa il quarto. Agnello vuole far qualcosa per la sua squadra, il suo tiro respinto immediatamente. Messina praticamente spinto da Parebianco in maniera regolare, un lancio lungo. Alla fine per Marra. Fernandez serve dietro. Tanto lavoro utile da parte sua oggi.
Albanese si rifugia da Barbagallo. Giovagnoli per Fernandez, abbondantemente fuori gioco. Suicidio di Marra, Guadagnoli vuole superarlo, Marra si prende questo pallone, quasi se lo abbraccia, un regalo di Natale per l'ex San Cataldese Nissa. Si accendono le luci qui allo stadio. E allora cambi con gli ingressi di Balsano e Trepiano. Esce Bonamaison, esce anche Giovagnoli. Rotazioni per Mirto. Doppio cambio quindi per Gaetano Mirto, che raggiunge così quelli di Mineo. Va, sfrutta la sua fisicità, non trova più però il pallone. Bondà, è un regalo però anche da parte sua al Casteldaccia. I palloni però si perdono da una parte e dall'altra. Spalminato sempre Guadagnoli in agguato, Marra fuori. Altro cambio stavolta per il Casteldaccia, le prova un po' tutte Marco Mineo con i propri under a disposizione. Entra Gambino, esce Megna. Dentro dunque Gambino, arrivato dal Fada in terza categoria l'anno scorso, il salto in seconda. La chiamata per questo ragazzo da parte del Casteldaccia in eccellenza. Poker sia del Geraci ma anche della Nissa con il gol di Agudiak. Dunque Nissa 4, Mazara 0. Sulle 4-0 anche la sfida tra Misineri e Aspra. Guadagnoli in mezzo a due resiste il tocco del nuovo entrato Gambino, pallone che arriva a Barbagallo che a sua volta rilancia però. Guadagnoli vuole per forza il contropiede della doppietta, ha avuta la chance poco fa con il passaggio di Marra. Gambino prova ad allungarsela, fa troppo. A questo punto si può
potrebbe considerare un po' un fattore positivo il Santissima Trinità per il Geraci, visto che riesce sempre a giocare. Sferruzza si gira, il pallone fuori di poco. C'è stata la deviazione di Barbagallo, ancora importante a mantenere per il Geraci la porta inviolata. All'angolino ha cercato il gol Giovanni Sferruzza. Adesso il calcio d'angolo di Ba, parte la sua traiettoria, allontana Ogbonda. Gambino riparte da dietro da Monforte. Lancio lungo, non la prende Sferruzza, neanche Agnello subito dopo, e allora Tripiano dietro da Albanese. Lancio lungo, si cerca Fernandez. Monforte, diventato lui il capitano dopo l'uscita dal campo di Megna. Bisogno, gira tutto. Passaggio deviato, stava andando a trovare Presti Filippo. Prossimo weekend Unitas Sciacca, Geraci e Casteldaccia Mazara 46. Si sta mettendo male questo match salvezza per il Casteldaccia contro il Mazara 46. Si potrebbe mettere peggio, essendo sulla carta una sfida più difficile rispetto a questa. Anche il Geraci però nella prossima giornata, che sarà l'ultima del girone d'andata, affronterà una squadra sulla carta superiore che lotta per i playoff, che sta cercando di rilanciarsi dopo l'arrivo di Angelo Galfano in panchina. Dopo l'addio improvviso di Davide Boncore. Attacco di Sferruzza, di testa Agnello verso Ba Ogbonda. Avanza Spampinato, che sembra essersi ripreso dopo la botta di prima. Insiste la Casteldaccia, Agnello fermato da Bressan. Colpo con il viso di Spampinato, che è momentaneamente uscito, si è fatto male. Avevamo detto del suo recupero, altro problema per il numero 3 in maglia gialla. Di nuovo in campo, ha subito una pallonata in faccia, infatti ancora le sue mani sono lì. Ha chiesto un attimo di aspettare ai compagni, perché fa lui a battere questa rimessa. Spampinato ancora doveva tornare. Guadagnali, appoggio dietro per il lancio lungo cercato da Balsano. Fernandez scatta all'ultimo. Altro cambio per il Geraci, pronto ad entrare Sferruzza. Sì, Guadagnali, l'autore del gol del 1-0. Dunque rimane in campo Fernandez, che ha come nuovo compagno d'attacco per questi ultimi 10 minuti Diego Ferruzza, quindi occhio da questo momento a non confonderci
con Sferruzza del Casteldaccia. Questione di S in più o in meno. La corsa di Iba nell'avere a che fare con Okponda, cerca di sfondare il francese, non ce la fa. Tripiano la mantiene, si gira, aggira a sua volta spampinato, ma c'è il recupero degli ospiti con Bisogno, non passa con Albanese che la serve in mezzo al campo verso il liberissimo Ferruzza. Allora allarga Balsano verso la fascia di Pane Bianco, che però si accentra. Ferruzza non la può prendere. Nuovo possesso Geraci però con Pettenon. Pane Bianco, cross in mezzo, Fernandez top al volo da solo in piena area di rigore. 5-0 per il Geraci e doppietta anche oggi per Marcio Fernandez, sono 6 in campionato. Sono 6 anche i gol subiti dal Casteldaccia in queste ultime 2 partite. Altro cambio nel Geraci, dentro Bartolo Coco al posto di Albanese. Partita che decisamente non ha più niente da dire. È la prima volta che il Geraci supera i 4 gol segnati all'interno di una partita. Ce ne sono stati 4 contro la Super Giovane Castelbuono ai 16esimi di ritorno nella Coppa di categoria. Ce ne sono stati 4 contro l'Athletic Palermo e contro l'Aspra. Oggi la squadra di Mirto è andata a 5. Fattore che non si verificava dalla scorsa stagione in con 5 vantaggio per la vittoria, per esempio a Villarosa per 5-2 in trasferta. In altre occasioni il Geraci ha finito i propri match anche con 6 gol segnati, sia senza subirne ma anche per esempio subendone soltanto uno, come in occasione della sfida contro la Gorgonia Deglia la scorsa annata, alla giornata conclusiva. Della stagione 22-23. Ultimo cambio nel Geraci, esce Pane Bianco al suo posto Valor. Esaurisce i cambi dunque Gaetano Mirto, ne ha ancora 2 a disposizione Marco Mineo, ma in panchina ci sono Abate che non è al 100% e poi c'è il portiere Randazzo. Conclusione da fuori invece qui da parte di Gambino. Niente da fare. 5 minuti alla fine, vedremo se ci sarà del recupero. Forse si potrebbe anche evitare, dato il largo risultato, ma anche per il freddo che c'è allo stadio.
Sale con personalità, Messina fermato da Lopizzo al limite dell'area, poi la conclusione di Bisogno a terra, Barbagallo, ma si è fatto male Antonio Lopizzo del Geraci. È finita a Favara, la Pro ha vinto 1-0 contro l'Unitas Sciacca. È il primo finale del pomeriggio. Ferruzza non riesce a toccare. Bettenon, prolungamento di Balzano, se la lunga Ferruzza esce anche Marra, la prende il portiere del Casteldaccia. A questo punto la sua posizione potrebbe traballare, magari dati questi 5 gol subiti potrebbe debuttare Randazzo alla prossima giornata, poi in una sfida importante contro il Mazzara 46. La conclusione di Agnello, cercato di sorprendere Barbagallo, leggermente un po' decentrato rispetto al primo palo da coprire, quello che ha indirizzato Agnello con la sua proiezione data al pallone. 5-0 anche da parte della Nissa sul Mazzara, il gol di Pedicone. Nissa 5, Mazzara 0. Messina verso Sferruzza, adesso va, lascia dietro, Gambino calcia, anche questa finisce fuori, ma c'è stato il fischio dell'arbitro, proprio Gambino ha subito l'intervento falloso e allora calcio di punizione a 1 minuto dalla fine. Va alla battuta col mancino sulla barriera, Ferruzza la prende lui, pallone per Trepiano, finta, lancio lungo verso Ferruzza, troppo, finisce a Marra. Siamo nel tempo di recupero, l'arbitro lascia ancora giocare. Spampinato batte questa rimessa in 2 nel Geraci a respingere, pallone su Lopizzo, lo va a prendere il destro di Agnello, ci prova comunque, si aspetta soltanto il fischio finale.
Balsano, Ferruzza sterza, pallone sul destro, lo mette in calcio d'angolo Messina. Con questa vittoria il Geraci raggiunge l'8º posto, andando praticamente a +3 dalla zona playout. Casteldaccia invece, che da 12° scende a 13° in piena zona playout. Pettenon corre fino in fondo, il cross in mezzo, Fernandez si coordina a un passo dalla tripletta il portoghese, ma finisce qui il match 5-0 del Geraci sul Casteldaccia. Vittoria convincente in questo scontro salvezza. Guadagnoli apre le marcature, il raddoppio di Fernandez, il tris di Giovagnoli, il poker di Bressan. Fernandez fa doppietta verso il finale di partita. E adesso i tifosi del Geraci aspettano soltanto la squadra sotto la tribuna per festeggiare il ritorno alla vittoria, la terza nelle ultime 4. Un ritorno amaro quello di Marco Mineo a Geraci Siculo, la vittoria dei Blaugrana sul Casteldaccia per 5-0. Prossima settimana Unitas Sciacca Geraci e Casteldaccia Mazara 46. È tutto dalla Santissima Trinità. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.